destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti piaderoli, eccoci qui con il nostro grandissimo Warcraft 3 Reign of Chaos. Continuiamo con la campagna e precisamente nella parte 2 del capitolo 3. Siamo di nuovo in compagnia del nostro capo Thrall, il nostro orchetto preferito, e ci stiamo accingendo in questo momento a far secco il secondo accampamento degli umani. Vi avviso piaderoli che questo accampamento è quello piuttosto da tirare giù, e vi spiego anche il motivo. È vero che non sanno più l'eroe, però essendo tutte unità a lungo raggio, come archibugeri e i Mortar Team, io non faccio in tempo ad arrivare a corpo, che anche le torrette tra l'altro, sono anche quelle a lungo raggio, mi hanno già seccato la metà dell'unità. Purtroppo non ho tanti potenziamenti in questa missione qua, essendo una delle prime, per cui bisogna che faccia con quello che ho, e dovrò fargli quindi molto probabilmente più di un attacco. Ovviamente poi sono arrivato leggermente in ritardo rispetto al contributo che dà il clan Warsong, che è rimasto là solamente il loro capo Grom Hellscream, il fratello poi del mio eroe, buoni soldoni, che quindi non è che contribuisca chissà quanto. E poi c'è anche da dire che nelle difficoltà difficili il computer sforna unità molto più velocemente rispetto a me, perché va bene che poi gli umani fanno gli archibugi, i Mortar Team, e poi intanto fanno anche braccianti che fanno diventare poi miliziani, quindi non hanno mai fine i loro guerrieri, i buoni soldoni. Nel frattempo intanto a Piaderoli ho tolto la musichetta di sottofondo perché mi avete detto più di una volta che vi dà fastidio, per cui da adesso in poi allora cercherò di rimettere le musiche del gioco, nel senso prima non le mettevo perché mi dava problemi delle volte di copyright. Adesso che ho la partnership dovrei aver risolto in parte questo problema. Provo a metterle e vediamo cosa succede. Quindi, perché così almeno un pochettino è più riempitivo, cioè, mi piace di più me quelle musichette di sottofondo. Mi rendo conto che quella poteva dare fastidio con le vocine sotto. Per questo video qua abbiate pazienza perché avevo già registrato, quindi non aveva senso cercare di rifare una parte già registrata solo per la musichetta di sottofondo. Ok, nel frattempo ho dovuto battere ritirata perché ero rimasto solo con l'eroe. Adesso nella seconda ondata dovrei riuscire... però prima devo difendermi il villaggino qua. Comunque il segreto per fare questa missione Piaderoli, ovvero quella facoltativa, ma tanto conviene farla perché se no non riuscite a finirla, è quello di tirare giù il più in fretta possibile i primi due villaggi
in maniera tale che dopo gli altri due che rimangono, a parte che sono quelli che rimangono, sono quelli più deboli. Cioè il più forte è quello grigio secondo me, perché è quello che c'ha l'unità più rompicoglioni. Le altre hanno più fanti, hanno le maghe che rompono un po' le balle con gli incantesimi, come in questo caso qua. Ma sono abbastanza fragili, una volta che arrivi in corpo a corpo, muoiono veramente in un lampo. L'unica palla però è appunto questa magia che ti rallenta. È molto fastidiosa, Piederoli. Infatti in genere anche nel multiplayer gli umani fanno contro gli orchi massa sorcerer, come cazzo si chiama, stregoni o comunque unità di supporto che usano magie e skill che sono molto utili e fanno danno magico, quindi gli orchi hanno armatura pesante, quindi subiscono più danno, e il fatto che li rallenta dà poi modo alle unità degli umani di avere un vantaggio significativo, insomma. Poi ovviamente ci sono le contromisure, però in genere io ho visto fare questo tipo di tattiche qua contro un orco. Poi io uso i non morti, quindi non me ne frega poi assolutamente niente. Ma tornando a noi, avete visto che ho affrontato questo attacco in maniera diversa. Sto giro ho fatto in modo che loro si avvicinassero, ho approfittato di questo fatto e così almeno ho ridotto un po' le perdite iniziali. In questa maniera dovrei riuscire ad assicurarmi la vittoria, con grandi perdite come sempre, perché comunque attaccare una base degli umani si sa comporta sempre sono le basi secondo me più fortificate. In genere, cioè sempre, anche sia nel Battle.net che qui nel multiplayer, nel single player, perché comunque sono gli unici che hanno praticamente il potenziamento che potenzia l'armatura delle strutture. A livello 3 una struttura, anche quella principale degli umani, ci vuole una vita a tirarla giù, utilizzando anche armi d'assedio, quindi comunque armi fatte apposta che in genere dovrebbero metterci poco. Di norma quando usi un'arma d'assedio in 3-4 colpi dovrebbe andare giù una struttura come quella del laboratorio, come questa qui che adesso sto attaccando. E invece nonostante io la stia attaccando con le unità e con le armi d'assedio non ci sto mettendo una vita. Però una volta tirato giù queste, dopo questo villaggio Piederoli è andante. Ovviamente sto continuando a tagliare le parti un pochettino più noiose, nel senso vi faccio vedere poi quelle più salienti, gli attacchi, i combattimenti. Poi dopo anche quando arriveremo, quando avrò battuto tutte le unità praticamente, che c'è solo da demolire la base, poi dopo salterò la parte, quindi non ve ne avete male, se no veniva fuori 3-4 parti o video di 40 minuti che mi scoccia un pochettino più di metterle. Poi come sempre ditemi il vostro parere, io cerco sempre di uniformarmi ai vostri gusti, perché come dico sempre il canale rispecchia il gusto di chi mi segue, perché sennò se devo farlo solo per piacere personale, come dicono molti, i video è inutile che li metto pubblici, me li guardo io e basta e fine. Detto questo, abbiamo distrutto questo villaggio qua che è il più tosto. Adesso vedrete che verrò subito qui a fare la mia terza espansione, perché è più spinta adesso che mi stanno attaccando nell'altra base. Mi ero messo preventivamente un po' di unità in modo tale da riuscire a fronteggiarlo, insomma. Quanti cacchio me ne ha mandati? Comunque il clan Warsong là è carino, hanno scatenato loro tutta sta cosa. Che non si diano da fare neanche a venirmi a dare una mano nel difendermi le postazioni. Niente, sto facendo tutto io. Cioè io praticamente da solo sto facendo secche a 4 accampamenti umani. Vabbè, contenti loro. Ma dopo vi facciamo una bella ramanzina, Capotral? Direi di sì. Vedi, grazie, mi ha dato anche il suo benestare. Comunque, qui adesso faccio la mia terza espansioncina. Così almeno ho una bella spinta d'oro. E dopo dovrebbero attaccarmi solo quella lì. Di solito dovrebbero. E qui intanto sto finendo di demolire. Qui adesso di nuovo sono sotto attacco. Che due maroni. I cavalcalupi Piederoli sono buoni, però c'è un'armatura veramente ridicola. Cioè vanno giù come niente. Poi le bestie codo, come ho detto nel capitolo precedente, possono mangiare. Poi vedete fanno la fuga. Così almeno tolgo l'unità piena dal campo di battaglia. Quindi danno un notevole contributo. Ok, rimandiamo a lavorare i nostri peoni. Ok, adesso sto ricostruendo di qua anche
un'altra espansioncina. Facciamola finita. Come avevo detto prima, aspetta, finite di tirare giù, demolite, che mi fate risorse sempre con l'abilità saccheggia, vi ricordo Piederoli. Facciamola finita. Cavolo, che palle. Non finiscono mai. Poi abbiamo i troll lì, tagliateste, che hanno una fragilità in mezzo secondo, muoiono. Voi pensate qua, cosa tirate le costruzioni che c'è una battaglia in atto? Cosa pensavo toglierselo di più le unità da sede. Però comunque queste sono importanti da tirare giù subito, perché sennò mi rallentano anche il mondo. Ok. Adesso sono rimasti 4 gatti, sono in 2000. Facciamola finita. Ok, adesso andiamo ad attaccare il villaggio blu, direi, Piederoli. Così dopo, quando ne rimane solamente uno, la cosa è più gestibile, perché sinceramente non ne posso più di ricevere attacchi continui. Così mi finisco quella principale, la missione principale più agevolmente. Ovvero andare a prendere i due Zeppelin lassù nella strutturina che per 2 bagagli devo diventare veramente scemo. Vedete, guardate come ciompa. Ciomp. Dà un gusto però. Ci sono chi fanno su multiplayer, c'è chi fa tattiche massa, bestie code, eccolo lì, io che mi dimentico, mi vanno via le catapulte. Ci sono le tattiche massa bestie code che praticamente in Frozen Throne l'orco c'ha l'oggettino che aumenta la velocità delle proprie unità per un breve lasso di tempo. Allora arrivano a palla con le bestie codo, mangiano e poi scappano via, oppure fanno teletrasporto. Così tiri via praticamente metà dell'esercito avversario e senza subire perdite. Buoni soldoni. Questa Piederoli dovrebbe essere più facile da tirare giù di base degli umani. È un paradosso perché essendo quella che sorveglia la strutturina là che fa i Zeppelin, dovrebbe essere la più forte. Invece, ma più che altro a me mi davano fastidio i Mortar Team, perché tolgono molto, Piederoli, tolgono parecchio. E poi c'hanno una gittata della miseria, perché praticamente hanno la gittata di un'arma d'assedio e hanno la fragilità delle armi d'assedio. Quindi sono molto buone come armi d'assedio. Non sono meccaniche, possono essere curate dal paladino, mi piacciono a me, i Mortar Team. Qui Piederoli praticamente ho già fatto il mio dovere. Adesso finisco di uccidere quello che ne rimane, non ho neanche perso tanto esercito. Tiriamo giù questo benedetta altare prima che mi ritorni fuori quel cacchio di arcimago lungo le balle. Poi vedete che non vengono ad aiutare quell'altro clan del cacchio. Cioè, solo perché sono invulnerabili, se no ero già andato in base a loro e li distruggevo lo stesso. Madonna mia, sono una cosa scandalosa. E adesso si cominciano a muovere. Vedete, guardate nella mappetta giù in basso. Arrivano quando già ho fatto il grosso del lavoro io. Opportunisti. Comunque è una cosa impressionante, che delle strutture del cacchio come la segheria per andare giù ci mette mezz'ora. Va bene che è meglio perché mi faccio più risorse con i grunt e la loro abilità saccheggia. Però, che due balle. Infatti tra un po' penso che salterò questa parte qua, dove demolisco tutta la base blu. E andremo direttamente all'attacco della base verde. Comunque Piederoli, se i video sono troppo lunghi, basta che me lo dite, se io tengo sempre in considerazione per le critiche che mi fate nei video. Eccoli qua, che sono arrivati, poi a parte che c'hanno un colore sfigatissimo. Il colore viola è proprio, me lo usava un po' nei non morti, ma è odioso, non lo posso vedere. Ok, adesso mi stanno venendo ovviamente i verdi ad attaccare le espansioncine. Bisogna che l'andiamo a difendere, qui che non è che è tanta torretata. Non ho fatto in tempo ancora.
Infatti adesso mi distruggeranno tutto, quasi. Sì, Dannati. certo sì, no. Non posso costruire qui, non posso E facciamo anche la quarta espansione, così almeno c'è un'entrata d'oro che c'ho più peoni a momenti Gli che spiriti sono esercito. impazienti. Ah, è rimasto in piedi anche le torrette? No. Non ci speravo. Poi ovviamente gli umani arrivano, i fanti degli umani arrivano con la loro abilità Difendi, quella che praticamente toglie, cioè assorbono una buona parte, un 33% mi sembra, degli attacchi perforanti, ovvero quelli da lontano delle torrette, dei troll eccetera, a discapito della velocità di movimento. Però contro di me è molto utile, adesso in questo momento, perché mi torretto parecchio. Infatti fanno più fatica a venire giù. Facciamo un po' di costruzioni, tanto ad esercito sono abbastanza messo bene. Andiamo direttamente ad attaccare quelli verdi, così non dovrei più subire attacchi e mi finisco questa benedetta missione con calma. Serve più oro. Sì, serve più oro, lo Gli so. spiriti sono impazienti. Ok, qui adesso faccio fatica a organizzarmi, Federoli, perché essendo così stretto il cunicolo per arrivare, cioè il passo per arrivare lì alla base, le unità che vanno avanti poi non posso portarle indietro. Guardate che casino. Poi ovviamente adesso stanno arrivando anche il clan Warson, Sono impazienti. che finalmente si è deciso a darmi una mano. C'è ancora una massa di gente, considerato che mi hanno appena attaccato. Maremma poi. Facciamola finita. Vedete cosa che dicevo? Così non riesco a sfruttare appieno il mio vantaggio di esercito. Perché comunque se cioè, viene il famoso collo di bottiglia. Spiriti sono impazienti. Però comunque dovrei essere superiore io. Ho le catapulte che da lontano riescono comunque a colpire. Quindi fanno abbastanza danno. Lokregar Nogal. Infatti sono già sterminati tutti. 4 catapulte c'ho. Buono. Vabbè, no, 5 addirittura, non 4. Così almeno la base la tiro giù men che non si dica. Perché prima che mi dia, diciamo, il completamento della missione facoltativa, ovvero di tirare giù tutte le basi degli umani, devo demolire tutto. 2 maroni. Lavoro completato. Gli spiriti sono impazienti. Non potete nulla, inutile che continuate a fare unità. Sono superflue. Però vedete quello che vi dicevo, che comunque continuano a fare unità su unità, anche se ormai sono spacciati. Cioè nel multiplayer se sono messo così, esco. Potrebbero abbandonare anche loro. Appena mangiato una streghetta, poverino. Oh, una delle 4 miniere, no, quante sono? 1, 2, 3 miniere, 4 miniere si sta esaurendo. Sarà la prima. Però vedete che faccio un sacco di unità perché, nonostante io abbia tutte queste miniere, non è che mi sale tantissimo loro. Oh, guardate che roba, quanto ci mette per andare giù? 3 catapulte che la stanno colpendo, mica una. Cioè, 3 catapulte in genere dovrebbero tirare giù in mezzo secondo una struttura principale. Boh. Poi ovviamente me le puntano tutti. Chiunque esca va dalle mie catapulte. Quindi tiriamo via queste benedette strutture che gli fanno unità, se no non la finiamo più. Gli spiriti sono impazienti. E via, ma dov'era il clan Warson? Non era venuto su? La mia vita per l'orda. Boh. Va bene, ho tagliato un pochettino tutta la demolizione, mi ha dato finalmente il completamento della missione facoltativa e adesso ci dirigiamo verso il deserto. Madonna. Ah, è vero Piederoli che qui c'erano i cosi, c'erano una valanga di creep prima di arrivare là, perché non è bastato combattere contro 4 diciamo campamenti umani in simultaneo. Per arrivare a quel cazzo di Zeppelin bisogna anche tirare giù in mezzo, cioè, tutto quello che è rimasto del vario bestiame tra centauri e quant'altro. Che 2 palle. Via, Facciamola finita. Ah, c'è un campione. Vi ricordate nella prima missione, sì, che c'era il campione dei centauri. Si vede che ne hanno assunto un altro. Cioè non va giù.
Sì, ma non c'ho voglia di ritruppare di nuovo tutto. Che palle. Volevo finirla in tempo breve. Più che altro per voi, però. Ah, addirittura c'è anche l'abilità che resuscita quel bagaglio. Sono Sì, il non gli capo. basta. E poi c'è anche quello che stordisce. Lokregar Nogar. Bene che dopo di questo dovrebbero esserci direttamente i cosi. Sono il capo. La struttura mercenale, il laboratorio, no, come si chiama? L'osservatorio. Ecco, mi è venuto. Facciamola capo. finita. Sono il Ma boh, è stata capo. dura, ma ce l'ho fatta. Gli spiriti sono impazienti. Anche qui ci sono altre cose. Poi addirittura queste sono quelle volanti, con anche i corpi. Sufficiente. Cosa Ah, vuoi? c'hanno pure quella magia che c'hanno praticamente i druidi del corvo, lì, dell'artiglio, degli elfi, che praticamente abbassa l'armatura. Gli Che spiriti sono odiosi. impazienti. Sono veramente odiosi. Dabo. Oddio, mi stanno per ammazzare l'eroe, mi stanno per ammazzare l'eroe. Fuga, 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 Facciamola finita. fuga. Lokregar Via, 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 via. Nogar. Ecco. Oh, poi finiamo la missione con una bella nabbata, così come si confà a un bravo Piederolo, e due maroni. Fortuna che mi sono fatto l'altare, solo che ci metterà una vita. Beh, non è altissimo di livello. Perché adesso sono i lupi. I troll tanto me li hanno seccati in mezzo secondo, visto che tirano giù l'armatura, già c'è un'armatura che fa ridere i polli. Figuriamoci quanto ci mette. Andiamo. Dai, uccidete anche questo. Quante ne mancano? Corri, bello. È stata dura sta missione, e dire che comunque, essendo la terza, dovrebbe essere più semplice, cioè, nel senso... In genere, nelle altre, anche con le altre campagne, Serve qualcosa. non morti umani, le prime almeno 5-6 erano una cavolata, insomma, erano gestibili. Questa, il difficile, vi garantisco, Pedroli, che non è semplice. Mo' aspettiamo che mi si rifà l'eroe, perché ovviamente solo l'eroe può comprare qua. Facciamola finita. Non è come nel Forgentron che possono farlo anche le unità. In faccia al pericolo! Gli E spiriti rieccoli, sono ve li ricordate Pedroli dai non morti che li ho Nessun utilizzati? problema. Che sono i zeppelin, quelli che fanno brrrr, che sono buffi da bestia. E adesso devo arrivare a un accampamento e poi mi si completa la missione. Qui dovrebbe bastare, penso. Mi stai minacciando? E infatti, missione principale compiuta. Benissimo, è stata lunga e dura, ma ce l'ho fatta. Tutta birra! Adesso godiamoci l'ultimo intermezzo. Grazie a questi giungeremo a Stone Talon Peak in mattinata. Un vero guerriero libererebbe il passaggio dagli umani. Ma se non hai fatto Hai un perso cazzo tutta la ragione, missione. Grom. Ti avevo ordinato di lasciare stare gli umani. Che diavolo ti succede? Non rompere, buffone. Quei maledetti meritavano la morte. Non capisci, Thrall. Se non mi spieghi perché. Proprio come ai vecchi tempi. Non so cosa sia preso a te e ai tuoi uomini, ma non posso tollerare questa sete di sangue. Mi dispiace, Thrall. Hai ragione, non succederà più. Non posso proprio. correre rischi, Grom. Tu e il tuo clan vi dirigerete nella foresta a nord ed erigerete un accampamento. Vi raggiungerò dopo aver trovato l'oracolo. Buono Piederoli, dai, direi che per anche questa missione ho fatto tutto, sia facoltativa che principale. Spero vi sia piaciuta come l'ho affrontata. Votate e commentate e ci vediamo alla prossima allora. Ciao a tutti Piederoli! Prima di salutarvi però Piederoli vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti. E anche il prologo, adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido,
cioè, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque, se vi è piaciuto, poi mettete mi piace. Insomma, sono le solite cose. Ovviamente, se vi è piaciuto il video, se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti, Pederoli.